spazio di Antena 3 per raccontarvi la storica visita del Papa a Venezia. Dalla Giudecca a San Marco la città si prepara ad abbracciare il pontefice. Inaugurata questa mattina in Sala San Leonardo la mostra aperta fino al 7 maggio che Venezia dedica a Papa Francesco con le opere dell'artista Mauro Pallotta. Ripartire dalle nostre difficoltà per essere uomini di pace, il messaggio del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ai suoi concittadini alla vigilia della visita del Santo Padre. Rapinato della felpa da un gruppetto di bulli a Jesolo, vittima un 15enne di Mogliano, 2 minorenni denunciati, la vittima consigliata di non farsi vedere in giro per timore di ritorsioni. Raffica di denunce e arresti per spaccio e violenza in famiglia, il bilancio dell'operazione Interforze Alto Impatto condotta tra Mestre e Marghera nelle ultime 2 settimane. Calcinacci a rischio caduta in testa, la gente di passaggio accade a Mestre al quartiere Pertini, residenti oggi in rivolta, chiediamo la fine dei lavori di riqualificazione. Nel 2023 in Veneto oltre 100 morti sul lavoro nei 70.000 incidenti denunciati, dati della UIL Veneto in occasione della giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro che si celebrerà domani. Buonasera, bentrovati, edizioni di Venezia dei telegiornali di Antena 3. In apertura un'ampia pagina dedicata appunto ad oggi e a domani, soprattutto oggi, vigilia dell'arrivo di Papa Francesco a Venezia. Noi siamo collegati in diretta con il nostro Lorenzo Maier che ci racconta insomma questo giorno di attesa, in attesa appunto del grande giorno, giornata storica domani per l'arrivo del Papa. Buonasera Lorenzo. Buonasera Edi, a te e ai nostri telespettatori. Sì, domani sarà davvero una giornata importante anche soprattutto per i contenuti di questa visita. Sono 10.000 le persone che parteciperanno alla messa presieduta da Papa Francesco, concelebrata da tutti i vescovi del Triveneto. Ci troviamo qui però in un punto molto significativo di quella che sarà la giornata di domani. Le immagini di Alberto Pivetta vi stanno mostrando il ponte di Barche che come abbiamo detto anche durante il TG del Veneto sarà attraversato proprio da Papa Francesco, ma tra i vari momenti che accompagneranno questa visita, oltre ovviamente alla visita in carcere alle detenute da parte del Santo Padre, ci sono anche omaggi tipicamente veneziani. Uno di questi sarà per esempio l'Alzaremi che l'eremia della città di Venezia attribuiranno al passaggio del Papa poco distante da qui, ovvero nel percorso che Papa Francesco farà dal carcere femminile della Giudecca per arrivare fino a qui alla Salute, dove incontrerà i giovani. Poi attraverserà questo ponte e dopo aver salutato ai giardinetti reali di San Marco le autorità entrerà in piazza. Una visita che ha tantissimi contenuti a cui la diocesi patriarcato si è preparata, si sta preparando anche con gesti concreti. Il Papa riceverà in omaggio una forcola veneziana, ma verranno dedicati al Papa anche dei piccoli alloggi che la diocesi ha voluto creare e inaugurare proprio in queste settimane per le persone in temporanea difficoltà. Quindi una visita che, come ha ricordato, come si è più volte raccomandato in questi mesi il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Maraglia, non è una comparsata, un'esibizione, ma è un qualcosa che darà segni, speriamo, importanti. Vedete qui poi anche il passo dove è scritto proprio quello che è lo slogan, sarà lo slogan della giornata: rimanere nell'amore di Cristo. Domani è anche la quinta domenica del tempo di Pasqua, per cui non ci poteva essere occasione e circostanza migliore per riflettere anche dal punto di vista evangelico su questa esortazione. Qui è tutto pronto, c'è grande attesa sia da parte dei fedeli che anche da parte delle misure di sicurezza, che saranno imponenti anche se sobrie. Siccome la pagina dedicata al Papa è molto ampia, Edi, se non hai domande ti restituirei la linea. Grazie Lorenzo e grazie ad Alberto Pivetta che ha curato la parte tecnica di questo collegamento. Lorenzo Maier ci accennava degli omaggi che saranno dati al Papa, per lui anche una mostra.
Habemus Papam, l'annuncio conosciuto in tutto il mondo, è anche il titolo di una mostra a poche ore dalla visita di Papa Francesco a Venezia. Venezia celebra lo street artist del Papa, l'artista di strada, il romano Mauro Pallotta, in arte Maupal, che espone da oggi fino al 7 maggio alcune sue opere dedicate al Santo Padre. L'inaugurazione si è svolta questa mattina alla Sala San Leonardo alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro e del cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, che organizza il Padiglione Vaticano alla Biennale, che sarà visitato domani proprio dal Pontefice. L'esposizione, su iniziativa del Comune di Venezia, propone 15 opere in sequenza temporale. Questa mostra è come una carezza della città di Venezia alla persona del Santo Padre, che con tanta commozione è aspettato domani. Oggi si diceva che in città c'è questo sentimento che raduna a tutti in un'attesa di speranza. E le opere di Maupal sono un ritratto curioso, divertente di Papa Francesco. Troverete il mio percorso che ho dedicato a Papa Francesco degli ultimi 10 anni. Il mio obiettivo da sempre è quello di esaltare alcuni argomenti che Papa Francesco nel suo magistero ha affrontato, ma con ironia. Tutte le opere che ho fatto rappresentano i vari step che Papa Francesco ha affrontato in questi ultimi 10 anni. Noi ascoltiamo adesso invece il messaggio che il sindaco Luigi Brugnaro ha voluto lanciare il giorno della vigilia dell'arrivo del Papa. Una grande gioia la visita del Santo Padre a Venezia, una grande emozione, riguarda la città di Venezia ma riguarda tutto il Veneto. L'idea che si parta dal carcere, da un momento di difficoltà delle persone, è proprio quello che auguro a tutti noi, quello di ripartire dalle nostre coscienze, dalle nostre difficoltà, dalle nostre buche, credendo di potercela fare. Dobbiamo credere di superare queste difficoltà, perché è proprio lì la differenza tra uomini. Noi dobbiamo immaginare di diventare davvero attori di pace, attori di speranza. Ecco, con la fede credo che questo si può fare, il Papa viene a dirci questo e noi lo abbracciamo con tutto il cuore. Benvenuto Santo Padre. E dunque giornata storica quella di domani che Antenna 3 vi racconterà in diretta con un'edizione straordinaria non stop dalle 7 del mattino per seguire passo dopo passo le tappe del Pontefice, dal carcere della Giudecca all'incontro con i giovani alla salute fino alla Santa Messa in piazza San Marco, ogni momento della visita del Santo Padre con i nostri inviati. La cronaca adesso, rapinato della felpa da un gruppetto di bulli a Jesolo, vittima un 15enne di Mogliano Veneto, il servizio di Lina Paronetto. Nella telefonata mi hanno detto di recarmi subito presso il commissariato, che mio figlio era stato rapinato da una baby gang. Ho pensato al peggio, perché con quello che si sente oggi come oggi, diciamo che il nervosismo e la paura di quello che si sente mi ha alquanto scosso fino a che non l'ho visto di persona. Rapinato da una baby gang in Viale del Marinaio a Jesolo mentre controllava alla fermata gli orari del bus per fare il rientro a casa. A raccontare della disavventura accaduta a un 15enne di Mogliano Veneto è il padre, che nel pomeriggio di quella che per il figlio doveva essere una giornata di svago con gli amici ha ricevuto la telefonata del ragazzo che si trovava in quel momento al commissariato di polizia. Mi ha detto: papà, mi hanno derubato della felpa, di altri oggetti, e mi hanno minacciato che se non accettavo o andavo oltre poteva succedere l'irreparabile. Il primo ad avvicinare il ragazzo è stato un coetaneo che già conosceva. Potrebbe essere stato lui, ma è tutto da accertare, a fare da gancio con i bulli. La felpa di marca, gli auricolari, un pacchetto di sigarette, la refurtiva. Il 15enne, spaventato e in confusione, è stato poi soccorso da un passante che ha chiamato il 113. 4, tutti minorenni, i rapinatori, 2 dei quali sono stati rintracciati nella medesima zona e denunciati a piede libero. Io ho formalizzato con l'ispettore di diritto la querela contro queste persone, che sono state subito segnalate e portate in centrale. E mio figlio era molto preoccupato, nel ritorno è stato silenzioso, non ha mangiato, non ha dormito, e adesso spero che questo episodio gli faccia capire anche lui che certe amicizie è meglio lasciarle da parte. Al 15enne è stato addirittura detto di non farsi vedere a Jesolo per un po'.
per non avere ritorsioni da parte del gruppo, perché giustamente la denuncia è stata fatta, i ragazzi sono stati riconosciuti, non è detto che se lui tornasse a Jesolo questi ragazzi, riconoscendolo, possono fare peggio. E questo è molto grave. Sì, molto grave. La libertà di una persona è la prima cosa nella vita. Se mio figlio da domani o chiunque come lui deve uscire in compagnia, la libertà non ce l'abbiamo più nel nostro paese. Raffica di denunce, arresti per spaccio e violenza in famiglia è il bilancio dell'operazione condotta tra Mestre e Marghera. Presi 2 pusher, 5 denunciati per violenza domestica, oltre 400 persone identificate, di cui molte con precedenti penali, una cinquantina i veicoli controllati, insieme ad una ventina tra bar ed esercizi commerciali, nel corso dell'operazione interforze delle ultime 2 settimane. È l'esito dell'operazione Alto Impatto a Mestre e Marghera. Nel dettaglio, negli ambienti dello spaccio di droga, la squadra mobile è riuscita ad arrestare in 2 distinte operazioni i 2 spacciatori grazie all'intuito dei poliziotti, insospettiti dei movimenti di un uomo nel quartiere Piave, sorpreso a vendere una dose a un acquirente. Dinamica simile anche per il secondo arresto, avvenuto stavolta in piazzale Giovannacci a Marghera. Tra il 14 e il 26 aprile in particolare, la divisione anticrimine della questura si è concentrata su una serie di soggetti considerati socialmente pericolosi. Rilevanti i risultati nell'ambito della violenza domestica, con i 4 italiani e uno straniero denunciati e ammoniti per comportamenti violenti in famiglia e infine un 6° uomo ammonito per il reato di stalking a causa dei comportamenti vessatori nei confronti di una sua ex amica con cui intendeva intraprendere una relazione sentimentale nonostante il ripetuto diniego di lei. Calcinacci a rischio caduta in testa all'agente di passaggio, i residenti sono in rivolta. È in alto, si va, e tutte le piastrine cavai, che si va visto che sei anziana che cade giù. Quindi dovete stare attenti quando camminate. Sì. Pioggia di calcinacci dalla facciata condominiale con residenti e passanti a rischio ogni volta che attraversano quel cortile. Accade a Mestre lungo le case Ater di via Ponti. L'acqua che viene giù, poi vedi, siamo ben ciappai. Al quartiere Pertini di Mestre oltre 300 famiglie mobilitatesi in delegazione con alcuni rappresentanti e cartelli. Noi residenti di Serie A e Serie B vogliamo il completamento dei lavori per chiedere appunto il completamento dei lavori degli appartamenti, oltre 320 le famiglie, si diceva, per quanto attiene ai lavori del risparmio energetico. Qui i residenti terrorizzati dal potenziale pericolo quotidiano dovuto al rischio caduta calcinacci in cemento armato si stanno organizzando nel caso loro malgrado si trovassero costretti a fronteggiare eventuali improvvise emergenze. Vede un pericolo, chiama gli addetti al pericolo, i pompieri, la polizia, i vigili del fuoco, chi serve? Vengono qui, abbattono le parti pericolanti e poi chiamiamo l'edilizia che se li porti via. Il malcontento e la mobilitazione odierna per lo stop da oltre 2 mesi alla riqualificazione della classe energetica dalla F alla B per tutte le case marroni del Pertini. È proprio una questione di dignità umana, secondo me, perché viviamo, cioè io abito qua sopra, le finestre non si chiudono, si parla tanto di case green, però quando c'è vento, in queste giornate che c'era vento, le tende sventolavano. La persiana del poggiolo che è caduta giù, l'ho rattoppata io. La muffa, perché le 2 pareti esterne sono a nord e quindi ho la muffa dentro il portascarpe, i muri che si sgretolano. Ad oggi una quarantina gli alloggi riqualificati grazie al super bonus, ma i soldi sono finiti, dice oggi il presidente della municipalità. La data non si può fissare, si può soltanto fissare l'impegno di insistere e portare avanti questa richiesta che è importante, recepire i fondi per poter proseguire. Chiediamo al Comune di non lasciare una scarpa in socco, come si dice a Venezia, ma di completare i lavori con la ristrutturazione degli appartamenti ancora mancanti. E domani si celebra anche la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il 28 aprile si celebra la giornata sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
in coincidenza con la venuta del Papa in Veneto. Per farla breve, noi la pensiamo come lui: non si può morire di lavoro. Nel 2023 in Veneto più di 100 i morti sul lavoro nei 70.000 infortuni denunciati sempre sul lavoro, contando anche quelli in itinere. Significa un incidente ogni 7 minuti e mezzo. La sicurezza è fondamentale. Le leggi sono necessari gli ispettori, sono necessarie le assemblee, è necessario tutto, ma la cosa più importante è riuscire a creare la cultura della vita. In fase di ultimazione lo studio regionale del sindacato sugli incidenti sul posto di lavoro in base alle ore occupate e raffrontate con quelle delle altre regioni d'Italia. E in più, verso fine mese, verrà applicato un quadro, un'opera d'arte all'interno della nostra sede ricordando i morti sul lavoro. Quest'opera d'arte verrà inaugurata insieme all'esecutivo con il nostro segretario generale Pierpaolo Bombardieri, paladino dello slogan Zero morti sul lavoro. E per questa edizione è tutto, ora vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Miti correnti afro-mediterranee affluiscono sull'Italia, tempo buono e clima più gradevole. Il dettaglio di domenica 28 aprile. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature stazionarie, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra 18 e 22 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo con tanto sole, non sono attese piogge, sarà sereno al massimo con qualche nube qua e là. Temperature minime sui 5-8 gradi, massime intorno ai 19-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso non mancherà il sole, qualche nube in più sulla cresta di confine. Temperature minime sui 10 gradi, massime intorno ai 21-22 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.